Ma ciao a tutti amici da Napoliello87 e Forza Napalese. Buon inizio d'anno a tutti voi. Siamo tornati, Napoliello è tornato, parliamo del Genoa oggi perché non si parla solo di Napoli, ma qui si parla di tutte le squadre e oggi voglio parlare del calciomercato del Grifone. Allora, tre nomi per il Genoa per gennaio. Sappiamo che il Genoa preziosi, specialmente quando si scatena sul mercato, gli piace tanto cambiare giocatori. Sarà un bene, sarà un male? Fino ad ora il Genoa è sempre rischiato di andare in Serie B cambiando tanto. Io direi però questi tre nomi possono essere importanti, fondamentali per trovare la salvezza. Partiamo dal primo, Perin, un ritorno di Perin dopo 2 anni alla Juventus. Praticamente in prestito fino a giugno. Vedremo poi se lo riscatterà il Genoa, vedremo se troverà spazio. Perin, classe 92, diciamo alla Juventus ha trovato poco spazio, ha fatto 9 presenze in 2 anni, ma perché ha trovato poco spazio? Non perché non ha le capacità, perché è un ottimo portiere, è stato anche convocato nella nazionale, perché troppo spesso infortunato, problemi fisici e tanto altro. È stato sfortunato Perin e per questo la Juventus l'ha tenuto fuori rosa dopo e ha riacquistato Buffon, ma solo quest'anno, perché poi ha fatto giocare quasi sempre Szczesny il primo anno, dopo l'infortunio di Perin, perché mi sembra stato un bel periodo fuori. E questo l'ha lasciato fuori, quest'anno ha puntato sul ritorno di Buffon, la Juventus, e per questo il Genoa ha pensato di riprendere Perin. Ovviamente c'è un portiere già affermato e forte il Genoa come Radu, che a me piace tanto. Perin potrebbe fare concorrenza. Secondo me per il Genoa non è male avere due portieri di spessore, perché Radu è forte, anche Perin è un grande portiere secondo me. Ci sono tante partite, c'è la Coppa Italia, poi in varie partite può fare alternare, una volta gioca Perin e una volta gioca Radu, in base alla partita. Sicché ritengo un ottimo acquisto in prestito, poi vedremo se lo riscatteranno. L'altro acquisto è Valon Berami. Valon Berami, voi dite, ma ormai è un classe 85, ha 34 anni, ormai è vecchio. È vero, ha 34 anni, non è un giovane, non punta su giocatori giovani, però secondo me questo Valon Berami potrebbe dare la giusta esperienza magari nel centrocampo del Genoa, un giocatore che fa tanto pressing, che recupera i palloni. È vero anche che c'hanno giocatori che recuperano palloni, tipo Sturaro, ma secondo me Berami lo vedo benissimo nel centrocampo del Genoa e secondo me a parametro zero ha fatto un ottimo acquisto, perché non spendendo nulla si è portato un giocatore che ha esperienza, abbiamo visto ha fatto anche l'Europa con il Napoli, ha collezionato, è vero, 2 gol in 35 presenze nell'Udinese, diciamo perché il forte di Berami non è far gol, ma il suo forte è recuperare appunto i palloni e poi darli agli amici, cioè è un recuperapalloni come lo è Allan al Napoli. Poi con i piedi sappiamo, non è il suo forte perché non ci sa fare, però lo ritengo un buon acquisto per il Genoa perché comunque non spende niente, non ha speso niente, a parametro zero, ottimo acquisto. Il terzo acquisto che praticamente sarebbe quasi ufficiale, sta svolgendo le visite mediche è Mattia Destro. Mattia Destro sì, che già è stato nel Genoa nel 2013-2014. L'esplosione di Destro è stata nel Siena dove a suon di gol poi la Roma l'ha acquistato, anche alla Roma si è confermato, sì, le ultime stagioni è calato un pochino, ci ha provato il Milan se l'è portato nella propria squadra, no nell'Inter ma nel Milan. Nel Milan non abbiamo visto lo stesso Destro che è stato nelle prime stagioni alla Roma, poi dal Milan ovviamente è andato al Genoa, poi dal Genoa al Bologna, insomma il Bologna ha fatto in 112 presenze soltanto 29 gol, ma anche lui è un giocatore che ha avuto tanti problemi fisici, sempre infortunato, cioè non è stato più lo stesso Destro che abbiamo visto. Cosa devo dire di Destro? Cosa penso io di Mattia Destro? È ancora giovane, ha 28 anni, potrebbe ancora mostrare tanto, è vero. Ovviamente però non dobbiamo scordarci che ha avuto tanti infortuni, perché non ce lo dobbiamo scordare quello ovviamente, perché un giocatore cambia quando ha tanti problemi fisici. Però magari potrebbe ritornare, chi lo sa, magari si rilancerebbe.
Io penso che comunque Mattia Destro ora è una scommessa. Quando può essere un flop o quando ti può dare magari quella cosa in più che sarebbe la salvezza per il Genoa. Perché anche lo stesso Mattia Destro ha lanciato delle parole, ha detto farò di tutto per far salvare il Grifone. Questo è tutto da vedere, ovviamente le parole stanno al vento. Dobbiamo vedere i fatti in campo. È una scommessa, non posso dire che potrebbe far bene, non posso dire che potrebbe far male, perché comunque a Bologna 112 presenze ha fatto 29 gol, ha fatto pochissimo, però dobbiamo dire appunto che è stato sfortunato. Niente, fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti, lasciate tanti like se vi è piaciuto il video, ma soprattutto venite sotto il video di Napoliello87 ed iscrivetevi Grifoni. Buona serata a tutti amici, da Napoliello87 e Forza Napolès!